Omicidio a Ribera, un uomo originario della Tunisia è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Il fatto di sangue è avvenuto in via Buoni Amici, a pochissima distanza da Corso Umberto I, a 2 passi dalla casa municipale. Non è ancora chiara la dinamica, ma la zona, secondo una prima ricostruzione, sarebbe frequentata da extracomunitari e l'omicidio potrebbe trattarsi proprio di un regolamento di conti tra connazionali. Sul posto si sono recati subito i carabinieri della tenenza di Ribera. I militari sono sulle tracce dell'autore del delitto. Quanto prima il sicario potrebbe avere un volto e un nome. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava insieme ad altri connazionali davanti all'ingresso di un bar molto frequentato dagli extracomunitari, quando dall'interno di un'auto in transito sono stati esplosi di lui almeno 2 colpi d'arma da fuoco. Dopo gli spari la vettura si è subito allontanata. Sul posto sono giunti i carabinieri. Il giovane straniero non è morto sul colpo, ma all'ospedale riberese Fratelli Parlapiano, dove è stato trasportato in ambulanza. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Sciacca ha subito raggiunto il luogo dell'omicidio. Gli investigatori stanno sentendo in caserma alcune delle persone presenti al momento dell'agguato. Sono in corso le ricerche dell'autovettura di cui sono stati sparati colpi di pistola. Il pubblico ministero ha già disposto l'acquisizione dei filmati registrati da un sistema di videosorveglianza che si trova all'esterno dell'ingresso del municipio. La zona dove si è verificato l'agguato è densamente abitata da nordafricani. Diversi di loro in questo periodo sono impegnati nelle campagne per la raccolta delle arance. Stando a quanto si apprende, l'area in questione è da tempo sottoposta a controlli specifici da parte delle forze dell'ordine, in quanto ritenuto un crocevia dello spaccio di sostanze stupefacenti a Ribera.